Avvocato Bugnano, parte civile Ambra Battilana. Presidente, signori della Corte, pubblico ministero, non potrò mai dimenticare quanto accaduto l'11 aprile 2011, il giorno in cui con il collega Castrale accompagnammo Ambra Battilana e Chiara Danese presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano per essere sentite quali persone informate sui fatti in relazione alle serate di Arcore. Non potrò mai dimenticare il peso della decisione presa in quell'occasione con il collega di assumere la difesa di Ambra e Chiara, due giovanissime ragazze che ci avevano raccontato una storia che a noi appariva incredibile. Non potrò mai dimenticare quante volte prima di quella decisione entrambi abbiamo ammonito le ragazze sulla serietà e l'importanza di quanto si apprestavano a fare, sulle conseguenze che le loro dichiarazioni, contenute nella memoria che avevano scritto, potevano avere se mendaci. Non potrò mai dimenticare la paura nei loro occhi, ma anche la determinazione e la voglia di ristabilire la verità dei fatti. E non dimenticherò mai quante volte, dopo quell'11 aprile, mi sono chiesta come mai non avessi valutato il discredito che si sarebbe tentato di riversare sulle ragazze e sulla loro credibilità a causa del ruolo politico che in quel periodo rivestivo. Discredito che si è prodotto sin da subito da parte dei giornali di area di Silvio Berlusconi, che a più riprese hanno titolato le ragazze etero-dirette dalla senatrice Bugnano. Ma il presidente Gatto ci ha detto che per definizione loro non leggono i giornali, ma potranno invece certamente rileggere le dichiarazioni che in quest'Aula sono state verbalizzate e il discredito che si è cercato di operare in questo processo, e potranno in particolare rileggere e apprezzare le domande dell'avvocato Pecorella ad Ambra, il professor Pecorella che in modo ossessivo le chiedeva e le richiedeva come mi avesse conosciuto, se per motivi professionali o mondani. Questa domanda a onor del vero non l'ho mai capita, forse pensava che anch'io fossi stata invitata ad Arcore, se ero stata io a scrivere la memoria, quando aveva saputo che avevo una posizione politica contrapposta a quella di Berlusconi e così via. Perché avevo sottovalutato questo aspetto? Me lo sono chiesta più volte e l'unica risposta che mi sono data è perché quando ho conosciuto Ambra e Chiara mi consideravo semplicemente un avvocato con una storia professionale di quasi 20 anni e non un politico, e mai, neppure per un momento, ho pensato di confondere i due ruoli, tenendo un comportamento che sarebbe stato apertamente in violazione dei doveri di lealtà e correttezza e di indipendenza da pressioni e condizionamenti esterni, così come vuole il nostro codice deontologico. La figura dell'avvocato nasce in risposta a una precisa esigenza sociale, quella della tutela degli interessi del singolo. Ma tutelare gli interessi del singolo, per quanto mi riguarda, non significa tutelarli indiscriminatamente, ponendo in essere qualsiasi condotta, anche solo inopportuna, per arrivarvi. L'esercizio della professione, se autonomo e libero, è la migliore garanzia anche dell'imparzialità del giudice. Per concludere sul punto, mai Ambra e Chiara sono state da me eterodirette e oggi è arrivato il momento di chiarirlo, perché oggi, al termine dell'istruttoria dibattimentale, quanto emerso in questo processo rende giustizia del racconto delle ragazze e fa della loro verità la verità processuale, e tanto basta. Ed è con questo spirito che con il collega Castrale abbiamo accompagnato Ambra e Chiara in procura l'11 aprile 2011. In questo processo noi parti civili Battilana e Danese non abbiamo mai inteso confondere il giudizio morale dal giudizio penale. Affermiamo solennemente in quest'Aula di essere assolutamente convinti che il principio di legalità non può soffrire alcun tipo di deroga, neppure in situazioni di significativo allarme sociale, e che la giustizia umana non ha il diritto di punire il male morale. E ci ascriviamo però al pensiero di coloro che ritengono che in un codice penale moderno, nell'ambito di uno Stato laico, liberale, democratico, i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
dovrebbero tutti trovare posto nel titolo dei reati contro la persona o in un titolo reati contro la dignità umana. E questa certamente non sarebbe una scelta rivoluzionaria, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in materia. Ecco perché abbiamo ritenuto di formalizzare la nostra costituzione di parte civile sin dalla fase dell'udienza preliminare, lamentando danni patrimoniali e non, legati sia alla profonda sofferenza delle ragazze, derivante dall'essere state considerate dagli imputati al pari di meretrice e indotte a tale attività, facendole partecipare alla serata del 22 agosto, e sia legati alla perdita di chance lavorative, causate proprio dall'essere state considerate prostitute. Ma degli aspetti più specifici della Costituzione di parte civile ne parlerò più avanti. Voglio ora ripercorrere, seppure per pillole, cosa Ambra e Chiara hanno raccontato in quest'Aula e perché la testimonianza di Ambra, così come quella di Chiara, è assolutamente credibile e attendibile, anche con riferimento ai riscontri emersi in dibattimento, non dimenticandoci del costante orientamento giurisprudenziale di recente confermato dalle sentenze gemelle del 2011 sulla portata dell'articolo 192 del Codice di procedura penale, in riferimento alla rilevanza e attendibilità alle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, anche se costituite parte civile. E allora vediamo che cosa hanno raccontato Ambra e Chiara e quali i riscontri processuali del loro racconto, con la precisazione che mi limiterò ad analizzare solo ed esclusivamente le dichiarazioni della maggior parte delle testi, quelle più significative, che parteciparono alle serate di Arcore, tralasciando volutamente i molteplici altri riscontri che sono già stati compiutamente ed egregiamente evidenziati dall'ufficio della Procura. Non dimenticando però neppure per un momento alcuni dati oggettivi e inconfutabili. Ambra e Chiara hanno partecipato ad una sola serata, quella del 22 agosto 2010. Ambra e Chiara la sera del 22 agosto hanno chiesto di andare via e sono andate via. Ambra e Chiara non hanno mai ricevuto €1 dall'onorevole Berlusconi o da altri del suo entourage, né la sera del 22 agosto né dopo. Ambra e Chiara non hanno mai ricevuto alcun benefit dall'onorevole Berlusconi o dal suo entourage, quali case, auto, prestiti. Ambra e Chiara non sono mai state convocate ad Arcore dopo il 14 gennaio 2011, insieme alle altre ragazze delle serate di Arcore, alla presenza degli avvocati di Berlusconi. Ambra e Chiara non hanno mai fatto le meteorine, né mai sono riuscite a lavorare nel mondo dello spettacolo, pur essendo questo il loro sogno. E non dimenticando nemmeno che, come oggettivamente emerso in questo processo, vi sono due categorie di testimoni fra le ragazze delle serate di Arcore: le ragazze che sono e sono state foraggiate da Berlusconi e le ragazze che non sono state foraggiate da Berlusconi. Chiedo un attimo scusa alla Corte, bevo un goccio. Ambra e Chiara hanno raccontato in quest'Aula una storia lineare, di essersi recata ad Arcore il 22 agosto, dopo aver conosciuto Emilio Fede il giorno prima in occasione di un casting per fare le meteorine, casting che poi abbiamo visto in realtà non si è assolutamente svolto, nonostante Fede parlasse benissimo già di loro, senza in realtà aver fatto a loro alcun tipo di provino, portate da Daniele Salemi, che Ambra conosceva da 2 anni prima, amico di Lele Mora. La sera prima vanno a questa cena al ristorante Giannino alla presenza di Fede che parlava, faceva battute di sesso, poi chiese a Chiara di alzarsi, girarsi su se stessa, le mise le mani sui fianchi, le guardava al sedere. Poi vanno alla cena, questa cena in cui a un certo punto Berlusconi chiese di portare la statuetta di legno con il grande pene che le ragazze facevano girare, inscenavano rapporti orali, poi abbiamo sentito che alcune di loro si denudavano il seno, Berlusconi glielo baciava, poi le ragazze lo toccavano nelle parti intime, anche Fede si faceva toccare, poi scendono nella famosa sala del Bunga Bunga,
tutte dissero con fervore sì, andiamo, andiamo. In questa sala nuovamente ci sono i balli delle ragazze, alcune travestite, alcune svestite integralmente, alcune in parte, anche qui abiti succinti, altre nude. La Minetti dopo la lap dance si toglie un vestito a strappo e rimane nuda, contatti fisici fra le ragazze, Fede e Berlusconi, venivano toccati i seni, i genitali, il sedere. Chiara non stava bene e al momento in cui dicono di voler andar via, Fede dice loro: scordatevi Miss Italia e qualsiasi lavoro nel mondo dello spettacolo. Questa verità, come dicevo, che ho proprio riassunto per pillole, anche perché il Tribunale l'ha sentita più volte, ha trovato riscontri da parte ovviamente delle ragazze che non sono state foraggiate, numericamente certo inferiori rispetto a quelle ragazze che ci hanno descritto le cene normali, ma probatoriamente, dal mio punto di vista, neppure comparabili per la loro credibilità. Non ho timore di dire in quest'Aula che, volendo essere benevoli, possiamo serenamente affermare che qui in quest'Aula molte testimonianze sono state influenzate, diciamo, da dinamiche relazionali e motivazionali. E allora quali sono i riscontri delle dichiarazioni di Ambra e Chiara? Anche qui molto velocemente per non tediare la Corte. La Tumini, che ha reso delle dichiarazioni assolutamente, come dire, in linea con quelle di Ambra e Chiara, dichiarazioni peraltro confermate in modo indiretto anche dalla teste Vadalà e dalla teste Battarra. Trenini, balletti, vestiti succinti, palpeggiamenti, ammiccamenti. Le ragazze che si avvicinano a Berlusconi, a Fede, hanno contatti con lui e venivano da lui toccate e anche da Fede. Magdum, c'era gente che si spogliava, si strisciava contro Emilio Fede e Berlusconi, andavano con i seni in faccia, loro toccavano, lui toccava. La partecipazione al bunga bunga, ci dice la Magdum, era messa in correlazione con i soldi. Lele Mora mi confermò che per lavorare nel mondo dello spettacolo occorreva pagare un prezzo, vendere il proprio corpo a Berlusconi e Fede. La Teatino, dichiarazioni analoghe. Una platea minima, diranno i difensori degli imputati, rispetto al folto pubblico dei testimoni delle cene normali. E allora vediamo chi sono queste signore che ci hanno raccontato delle cene normali. Toti Elisa ha ricevuto denaro da Berlusconi da gennaio 2011, 2.500 euro al mese. Le è stata prestata una fideiussione, regalata una macchina. Dice che Berlusconi l'aiutava non avendo un lavoro fisso, in realtà poi nel prosieguo della deposizione sostanzialmente riferisce che per tutto il 2010 aveva lavorato regolarmente e poi lo stesso nel 2011. La Toti aveva anche pagato da Berlusconi l'appartamento di Via Olgettina e le utenze. E la Toti parla di cene conviviali, dove il Presidente parlava di politica, cantava, raccontava barzellette. Sì, ha visto qualche ragazza che rimaneva in biancheria, faceva qualche spettacolino, ma niente di più. Esclude assolutamente i toccamenti. La Toti però riferisce che tutte le ragazze, ripeto, ad esclusione di Ambra e Chiara, sono state convocate da Berlusconi alla presenza dei suoi avvocati Ghedini e Longo successivamente al 14 gennaio. E Spinosa, anche lei ha ricevuto soldi da Berlusconi. Esattamente quanti non è dato sapere. La sua deposizione può essere definita in un solo modo: imbarazzante, tutta un non so, non ricordo. Anche quando lo si chiede se ricorda di aver ricevuto 6.500 euro, non solo dice non ricordo chi me li ha dati, ma neppure se li ho avuti. Quindi immaginiamo quanti soldi ha ricevuto se non si ricorda di aver ricevuto 6.500 euro. E ha anche la sfrontatezza di rispondere che forse sono piovuti dal cielo. E qui mi fermo. E ancora, quando alle domande dell'ufficio della procura, che le ricorda SMS, intercettazioni con altre ragazze, dove si capisce chiaramente che si parla di soldi, lei cerca di sminuire, dicendo che in realtà si riferiva a regalini che Berlusconi faceva alle ragazze, collanine e annellini di poco conto. E poi, quando ancora la procura legge un SMS dal quale si evince che lei è chiaramente arrabbiata per non aver avuto niente nell'occasione di una serata, e giustamente le si fa notare come ci si potrebbe arrabbiare se il regalino fosse solo una collanina, non c'è nessuna risposta.
Visam Iona, che ha partecipato alla nostra serata del 22 agosto. Anche lei ammette di aver ricevuto soldi da Berlusconi, ripetutamente, buste con denari da 2.000 a 5.000 euro, anche in occasione delle serate. E ancora oggi, anche lei ci ha riferito circa 2.000 euro al mese per i danni subiti. Visam Iona non ricorda molto di quella serata del 22 agosto nella sua testimonianza, però ricorda molto bene un'altra cosa. Ricorda Ambra e Chiara molto ben vestite, molto sexy. A domanda del difensore, chi vi parla, non sa neanche dire quale fosse il colore del vestito, ma ripete in modo quasi ossessivo sexy, molto sexy, appariscente. Poi chiarirà, sempre a domanda del difensore, che per appariscente intendeva mora e bella ragazza. Anche lei, secondo il medesimo copione, parla di alcune ragazze che si toglievano i vestiti parzialmente, ma assolutamente non di nudità integrali né di toccamenti. Come ho detto, ricorda poco, molto vagamente della serata, ma degli abbigliamenti sexy di Ambra e Chiara ne ricorda molto bene. Mi ha colpito una cosa poi della serata del 19 settembre, dice: durante le cene non ci sono spogliarelli perché si mangia all'insegna del Galateo, e poi ripete più volte si prende il digestivo. Non ho capito questa insistenza nel parlare del digestivo, dico io, non so se perché si mangiava male oppure per dire che c'erano persone di una certa età e quindi bevevano il digestivo. La Polanco, anche lei aiutata da Silvio Berlusconi con il pagamento della casa delle utenze, poi 2.500 euro al mese. Mai visto spogliarelli nudi, in biancheria sì, nessun toccamento. Accenna della statuetta. De Vivo Eleonora, anche lei ha avuto soldi da Spinelli da parte di Berlusconi, i bonifici fatti al padre dei 40.000 euro sono sostanzialmente un aiuto che aveva chiesto al presidente Berlusconi per rilevare un'attività di parrucchiere a Napoli, che però, peccato, le è stata soffiata da altri. Anche lei e la sorella ricevono 2.500 euro al mese e nega ogni accadimento. Sorcinelli. Berlusconi l'ha sempre aiutata, nel 2010 faceva la meteorina, poi le ha pagato l'affitto, in 3 anni circa 115.000 euro, anche lei adesso prende 2.500 euro al mese e nega ogni accadimento. De Vivo Concetta, la sorella della De Vivo precedente, come abbiamo detto anche lei 2.500 euro al mese, anche lei ha avuto dei bonifici da parte del presidente Berlusconi, in questo caso per un centro estetico, ma non aveva neanche trovato il locale, quindi non abbiamo capito, non siamo riusciti a farle spiegare come, sulla base di che cosa avesse chiesto una certa cifra. Fagioli, anche lei percepisce 2.500 euro al mese. Anche qui mantenuta per l'università da Berlusconi, pagava l'affitto e le utenze. Trevaini, 2.500 euro al mese, e la Trevaini ha avuto parecchi soldi da Berlusconi, le acquista una casa, 300.000 euro, poi un'altra casa, 400.000 euro, poi altri 80.000 euro. In ultimo, un nome che spero di non sbagliare a dire, Amarghioale, anche lei 2.500 euro al mese per danno all'immagine e alla sua carriera universitaria, non ha visto niente. Ora, che idea mi sono fatta? L'ipotesi è questa, è che a un certo punto qualcuno ha scritto un copione che è stato recitato. L'ordine di scuderia è stato solo biancheria intima, non nudi integrali, cene eleganti, balletti, burlesque, un ricordo qua e là della statuetta, ma soprattutto fare il possibile per infangare Ambra e Chiara e qualche schizzo qua e là in altre direzioni. E così si parla di Ambra e Chiara che erano vestite molto sexy ed erano molto appariscenti, e così si dice che la Tumini era molto a suo agio, per nulla intimorita in quella serata. E ancora, quando nel processo si introduce, grazie alle dichiarazioni acquisite dell'onorevole Maria Rosaria Rossi, il tema della famosa lettera scritta da Ambra a Berlusconi, lettera che, a onor del vero, non si è mai materializzata, né in questo né nell'altro processo, o quando ancora si è voluto introdurre il tema della denuncia di Ambra di quando era minorenne. 2 parole sulla lettera e 2 parole sulla denuncia. Nella lettera di cui parla l'onorevole Rossi,
il cui mittente risultava essere Ambra Mattilana. Non si è quindi parlato di una lettera sottoscritta, ma questo poco conta. Comunque nella lettera, ci dice l'onorevole Rossi, vi sarebbero stati ringraziamenti di Ambra per la bella serata e una richiesta di aiuto economico o di un lavoro. Ora, poiché la verità processuale ci ha palesato che mai nessun aiuto venne dato da Berlusconi o dai suoi ad Ambra, e poiché secondo la prospettazione ex adverso Berlusconi è persona assai generosa e sempre disponibile ad aiutare chi versa in stato di bisogno, risulta di tutta evidenza che la lettera è certamente il frutto di una distorsione mnestica dell'onorevole Rossi, perché è chiaro che nessuna lettera di quel tenore può essere arrivata all'onorevole Berlusconi senza che lui vi desse seguito. E anche la storia della denuncia di Ambra. Cosa si vuole dimostrare? Che Ambra era una prostituta? Non credo, perché altrimenti verrebbe meno una delle certezze del professor Pecorella, che ricordo, in sede di udienza preliminare, contestava l'eventuale sussistenza del reato non essendoci prostitute che frequentavano la casa di Arcore. Che Ambra non ha subito alcun danno dall'essere stata considerata prostituta? Che Ambra non è credibile? Una cosa è certa, Ambra non è una prostituta. Ambra è la ragazza che questo tribunale ha potuto conoscere e apprezzare nella sua genuinità. Ambra fa parte di una famiglia, il cui padre non è mai stato presente. Ha iniziato a lavorare a 14 anni come modella perché in famiglia c'era bisogno di lavorare. Ha frequentato l'Istituto Tecnico per Geometri e si è diplomata a luglio 2011. Ambra è una ragazza intelligente, che è cresciuta in fretta, che, mi sia consentito, ha fatto da mamma alla mamma. Si è trovata coinvolta in una storia più grande di lei. Essere stata considerata dagli imputati una ragazza di facili costumi e come tale disponibile ad essere inserita in un sistema prostitutivo pronta a soddisfare i piaceri sessuali a fronte di un corrispettivo che avrebbe potuto essere in denaro o altre utilità. Ambra si è vista messa alla berlina sui giornali come escort, non ha più lavorato, si è dovuta trasferire a Milano con il cognome della mamma. Ambra che a scuola era depressa, triste, perché sempre preoccupata di non avere abbastanza denaro da dare a sua madre e che doveva subire i commenti maligni tipo quella se l'è andata a cercare, quella doveva essere una poco di buono se si trovava in quella situazione, e Ambra che addirittura si temeva potesse subire un pregiudizio da parte della Presidente della Commissione il giorno degli esami e si temeva potesse essere trattata peggio degli altri, ma è stata molto brillante all'esame, ci hanno detto i suoi professori. Ambra, che non ha mai indossato vestiti di lusso, griffati, anzi ha avuto sempre un abbigliamento sobrio, economico, così come è stato risposto dai professori ad una precisa domanda della difesa Fede, quasi a voler insinuare che quella che forse, quella stessa difesa, vorrà definire attività prostitutiva di Ambra in relazione alla precedente denuncia, procurava ad Ambra i soldi per poter vestire con lusso. E che dire di Chiara? L'ingenuità credibile e non costruita fatta persona. Chiara che telefona a Emilio Fede nell'ottobre 2010, quando escono le prime notizie su di un quotidiano, e gli chiede aiuto nella sua ingenuità su come comportarsi. E lui le dice: vuoi anche tu i soldini? Chiara che dice: mi vergogno, ma non sapevo cosa fosse Arcore. Chiara che sta male ed è costretta a prendere una camomilla la sera del 22 agosto. Chiara anche lei che appartiene a una famiglia umile con un padre malato, Chiara che dopo aver studiato da estetista aveva un sogno, partecipare e vincere, perché no, Miss Italia. Ambra e Chiara lo ammettono candidamente e per questo sono credibili, complici e sempre insieme, quasi a difendersi vicendevolmente. Non sono andate via la sera della cena da Giannino, perché rassicurate dal fatto che non pensavano che una persona così grande, Fede, si spingesse oltre, e ancora perché entrambe avevano un sogno, fare la modella e lavorare in televisione, e come dice Chiara testualmente, avevo conosciuto Fede, per me poteva essere un'opportunità per entrare nel mondo dello spettacolo, e analoga risposta viene data da Ambra in riferimento alla serata del 22, quando dice di essere rimasta anche dopo aver visto quello che succedeva a tavola,
perché sperava in un aiuto e non voleva perdere l'occasione di essere a casa di una persona così importante. È andata veramente così, ma quando il colmo è stato raggiunto e hanno avuto la sensazione che la situazione poteva precipitare, sono andate via e non sono mai più tornate. La sofferenza delle due ragazze è emersa in tutta la sua limpidezza, non solo dalle loro parole, ma anche da quelle di quanti hanno avuto occasione di frequentarle in quel periodo. E la sofferenza, e voglio ribadirlo con forza, non è legata al risvolto mediatico, come alcuni difensori hanno ipotizzato, ma come abbiamo chiarito bene nell'atto di costituzione di parte civile, dall'essere state considerate prostitute nel momento in cui sono state invitate alla cena di Arcore. Il risvolto mediatico è stato solo un fattore scatenante, nel senso che ha superficializzato quel malessere, quella sofferenza interiore che è emersa essere parte integrante di Ambra e Chiara dopo quella serata. Loro che in buona fede, facendo affidamento anche sulla notorietà e quindi sulla serietà dei loro interlocutori, avevano sperato di poter raggiungere il loro sogno, si sono presto rese conto che in realtà avrebbero dovuto diventare, secondo il volere di chi le aveva condotte ad Arcore e di chi le ospitava, oggetto dei loro desideri. Considerate prostitute e in quanto prostitute emarginate anche dal mondo del lavoro, non solo da quello dello spettacolo, ma da qualsiasi altro lavoro. Parallelamente a loro invece vi erano altre ragazze, quelle delle cene normali, che avevano occasioni di lavoro nel mondo dello spettacolo e che anche successivamente, per il grave danno subito, venivano ricompensate lautamente. Anche al loro, chiamiamolo percorso economico, si è fatto riferimento nelle nostre conclusioni per la quantificazione del danno, così come abbiamo precisato nelle conclusioni scritte che andremo a depositare. Mi avvio alla conclusione con 3 citazioni. Benjamin Franklin: si può ragionevolmente ritenere che chi pensa che il denaro possa tutto sia egli stesso disposto a tutto per il denaro. Mark Twain: la gratitudine è un debito che di solito si va accumulando, come succede per i ricatti, più paghi, più te ne chiedono. E infine il filosofo Bacone: una volta gli domandarono che cosa pensasse del denaro. Il denaro, rispose il filosofo, è un ottimo servitore, ma un pessimo padrone. Rassegno le conclusioni scritte che deposito unitamente alla nota spese e che vado a leggere. Ovviamente il collega... le depositerà per la sua assistita Chiara Danese, quindi concludiamo. Arrivo. Accertare e dichiarare la penale responsabilità degli imputati Fede Emilio, Minet Nicole e Moradario per i reati di quei capi di imputazione, condannandoli alle pene di legge. Condannare gli stessi imputati per l'intero insolido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non tutti, nessuno escluso, quantificati nella somma di euro 200.000 subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati ascritti agli imputati. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la stessa si determina complessivamente in euro 200.000, avendo a mente la perdita di chance lavorative del mondo dello spettacolo ed avendo quale parametro di riferimento le somme corrisposte per l'attività di Meteorina e le somme ricevute dalle altre ragazze mensilmente a titolo di risarcimento come da loro dichiarato e considerando altresì il danno da disagio e patimento psicofisico subito dalla parte civile. Disporsi provvisionale ex articolo 539, comma secondo CPP pari ad euro 100.000. No, ho scritto una cosa inesatta. In caso di contenimento della pena nell'ambito del beneficio della sospensione condizionale, subordinare tale beneficio al pagamento della provvisionale, in ogni caso con rifusione delle spese di costituzione e patrocinio come da nota spese che viene anche depositata. Se ricordo bene c'era anche l'ammissione al gratuito esatto, patrocinio. Sì. Perfetto. Grazie, Avvocato.